Chiusi 3 ponti a Sestri Levante per consentirne la messa in sicurezza sono il ponte della Pestella, quello di via Pian del Fiume e la passerella pedonale in ferro sul Gromolo. I lavori in via Castellaro a Zoagli potrebbero partire entro la fine di novembre. Sindaco e Regione stanno cercando di arrivare al termine dell'iter burocratico. La strada è chiusa dal 2007. Il vero riposo non è la fuga dalla realtà, così il Papa all'udienza di questa mattina parlando della santificazione delle feste. La domenica ha spiegato è il giorno per far pace con la propria storia. Terzo giorno del pellegrinaggio diocesano a Lourdes, il Vescovo ha affidato a Maria le linee pastorali della Chiesa chiavarese. Ieri sera la processione au flambeau all'Esplanade. Accogliere Gesù nella propria vita e il fratello che ci sta accanto è l'invito a tornare all'essenziale della fede formulato durante la festa per Nostra Signora della Guardia al Santuario Mariano di Gattorna. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. In apertura torniamo sulla questione sicurezza a Sestri Levante. Il Comune ha effettuato una verifica straordinaria dello stato di salute dei ponti e delle passerelle presenti su tutto il territorio. All'interno di un quadro generale rassicurante sono emerse 3 situazioni che richiedono interventi di manutenzione tempestiva e che saranno chiusi per garantirne la messa in sicurezza. Facciamo il punto con il primo servizio. Siamo a Sestri, nei pressi del Ponte Pestella sul torrente Petronio. Il ponte sarà chiuso oggi al traffico veicolare per una serie di accertamenti che dovranno essere fatti sul pianone centrale. Questo intervento rientra in una serie più ampia di monitoraggio dei ponti e delle passerelle sestresi. Abbiamo intensificato e velocizzato quelle che sono le verifiche ordinarie annuali che facciamo sui ponti attraverso verifiche straordinarie anche con l'ausilio di ingegneri strutturisti. La situazione generale sulla maggior parte dei ponti è una situazione tranquillizzante senza particolari evidenze. Ci sono 3 situazioni particolari invece che richiedono degli interventi che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e pertanto abbiamo scelto di attuare la chiusura in particolare al traffico veicolare di alcuni di questi. Cosiddetto Ponte della Pestella, quello che poi permette di andare a Casarza o di ritornare verso Sestri, che ha bisogno di una stabilizzazione di un pilone in particolare che attueremo nelle prossime settimane, un ponte che già si chiude quando ci sono episodi di allerta arancione, quindi è già un ponte sotto osservazione. Poi abbiamo sempre in chiusura da oggi una passerella pedonale soltanto ad utilizzo pedonale nella zona prima di Santa Vittoria, più o meno nei pressi dell'autolavaggio, che ha bisogno di un consolidamento della pavimentazione sostanzialmente, e poi abbiamo un ultimo ponte che chiuderemo solo al traffico veicolare lasciando il percorso pedonale, che è il ponte che consente di arrivare a via Pian del Fiume sempre sul torrente Petronio. È un ponte molto antico, questo è un ponte medievale e ha bisogno di un ripristino dei mattoni che sono al di sotto dell'asfalto su cui si cammina. Sempre a Sestri Levante il gruppo di minoranza della Lega denuncia lo stato di degrado delle gallerie di Sant'Anna. I consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi hanno presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta di sottoporre la questione ad ANAS per un tempestivo intervento di ripristino. Il gruppo inoltre ha avanzato una mozione per chiedere alla Giunta Ghio di completare la barriera pedonale di Via Fasce, ora interrotta all'imboccatura di Corso Colombo. I consiglieri spiegano che attualmente il passaggio di numerosi pedoni avviene al di fuori del regolare attraversamento, correndo il rischio di essere travolti. E adesso andiamo a Zoagli. Il Comune sta lavorando per riaprire al traffico via Castellaro, la strada ad anello che gira attorno alla galleria sull'Aurelia. L'iter burocratico per ottenere i fondi necessari all'avvio del cantiere è durato oltre un anno. Ora il sindaco conta di far partire i lavori di ripristino del versante entro la fine di novembre. La sintesi nel servizio. Chiusa al traffico dal 2007, per via Castellaro a Zoagli forse si apre uno spiraglio. Proprio in queste ore Comune e Regione stanno definendo gli ultimi passaggi di un iter durato più di un anno. L'amministrazione è in attesa della mail che avvia la procedura per lo sblocco dei contributi. Arriverà a breve dall'ufficio tecnico regionale, dopodiché dovrà passare in consiglio comunale e poi rispedita a Genova. Soltanto dopo questi passaggi potrà partire la messa in sicurezza del versante, tanto attesa dagli abitanti della zona. La strada, che gira ad anello attorno alla galleria Castellaro, lungo l'Aurelia, è in questo stato da 11 anni. Era già stata chiusa nel 1995, ricorda il sindaco, poi riaperta nel 2002. Nel 2007 un cedimento del versante ha riportato le transenne e il blocco alla circolazione. Adesso la via è in stato di abbandono.
Lo scorso anno, a ottobre, il Ministero dell'Ambiente aveva approvato il piano frane regionale, sbloccando oltre 2 milioni di euro per la Liguria. Un contributo era previsto proprio per via Castellaro, 560.000 euro, di cui 100.000 a carico del comune di Zoagli. Fondi derivati dalle accise della benzina, non così facile da trasformare in soldi veri, tanto che l'iter per ottenerli è ancora in corso. Qualche giorno fa una signora che da 50 anni vive parte dell'anno in via Castellaro ha affidato a Facebook, sotto il post del 2017 che annunciava il finanziamento, la speranza di riuscire a vedere la fine dei lavori. Il sindaco Franco Rocca ritiene che gli ultimi tasselli con la Regione, l'invio della PEC col contratto, il via libera del Consiglio e l'approvazione finale della Regione si possa concludere nelle prossime settimane. I lavori potrebbero partire entro fine novembre, spiega Rocca, che poi ringrazia l'ingegnere Berruti e l'assessore regionale Giampedrone. Finalmente una buona notizia per via Castellaro a Zoagli, frequentata dai residenti e in passato anche dai turisti per il panorama mozzafiato sul golfo e dai ciclisti che la utilizzavano per evitare l'ingresso alla galleria sull'Aurelia. Riparte a settembre il progetto regionale Meglio a casa per i 30 comuni dell'ASL 4. L'obiettivo finale è la riduzione dei ricoveri ospedalieri non indispensabili. Il progetto è rivolto ad anziani ultra 65 anni e adulti con una grave situazione sanitaria già ricoverati o che accedono al pronto soccorso. Un servizio dunque che mira a garantire una risposta sociosanitaria che permetta una continuità assistenziale al momento delle dimissioni, offrendo il necessario supporto per evitare successivi e inopportuni ricoveri. Per ulteriori informazioni si può telefonare ai servizi sociali del comune di Chiavari. E ora l'informazione religiosa. La domenica è il giorno per fare pace con la propria storia. Così il Papa all'udienza generale di questa mattina dedicata al comandamento della santificazione delle feste. Il riposo, ha detto Francesco, non consiste nell'evasione con il divertimento, ma nel benedire la realtà. Non vuol dire cancellare tutti gli altri giorni della settimana, ma ricordarli, dire grazie e fare pace con la vita. Ascoltiamo un passaggio centrale dell'udienza. La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L'industria della distrazione, ascoltate bene, l'industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco di giochi dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell'attività e nell'impegno, ma nell'evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L'immagine modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere, ma questa mentalità fa scivolare verso l'insoddisfazione di un'esistenza anestetizzata dal divertimento, che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà. L'uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l'uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi. Oggi terza giornata del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Durante la messa nella chiesa di San Joseph, il vescovo ha esortato la chiesa di Chiavari a camminare lungo la strada dell'unità e della comunione. In queste ore stiamo anche raccogliendo le prime testimonianze degli ammalati presenti a Lourdes. Vediamo allora il servizio. Nel cuore di Lourdes, dove Maria si chinò sulle sofferenze fisiche ed interiori degli uomini, il vescovo diocesano ha affidato alla Vergine le linee pastorali della Chiesa chiavarese emerse dall'Assemblea Sinodale di giugno. Monsignor Tanasini le ha ricordate nella Chiesa di San Joseph. Per un amore rinnovato a Cristo è necessaria unità e comunione, aspetti, ha lamentato, che spesso mancano. Sono consapevole dei nostri limiti, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Sono consapevole che la nostra Chiesa subisce una frammentazione continua, manca questo senso di unità profonda, di comunione forte. Non siamo cresciuti interiormente. Di qui l'affidamento della diocesi a Maria per ottenere da lei la grazia della guarigione. Questa particolare attenzione agli ammalati, ma non soltanto del corpo, ma anche dello spirito, perché noi consideriamo molto le guarigioni, i miracoli, ma sappiamo che molti di più sono
le guarigioni interiori, le consolazioni nuove, i cambiamenti di vita. E tutto questo è opera dell'intercessione dell'Immacolata. Ieri sera i pellegrini hanno partecipato alla processione au flambeau all'Esplanade. Da questa mattina ha preso il via un'altra giornata intensa di preghiera. Tutti elementi di un pellegrinaggio che sta riempiendo il cuore degli ammalati e dei volontari che li accompagnano. I lavori sono tanti, c'è a monte un'organizzazione assolutamente incredibile che deve organizzare tutto nei minimi particolari e quindi appunto c'è una grossa organizzazione alle spalle. Tutto molto bello perché sono tutti molto disponibili ad aiutarsi uno con l'altro. È molto bello Lourdes, perché ci siete tutti voi che mi siete molto vicini. Mi ha emozionato moltissimo la Basilicata e anche questa qua giù internazionale, è stato molto intenso. Veniamo in diocesi. La comunità di Gattorna ha festeggiato nei giorni scorsi Nostra Signora della Guardia. La messa solenne, animata dal coro parrocchiale, è stata presieduta da Don Mario Moltedo, che ha invitato a tornare all'essenziale della fede. Sentiamo. È accogliere la parola più bella emersa durante le celebrazioni per Nostra Signora della Guardia al santuario di Gattorna. Accogliere Gesù nella propria vita, ma anche il fratello che ci sta accanto. Due aspetti che rappresentano l'essenziale della vita di fede di ciascuno. Il richiamo a tornare al cuore del Vangelo è stato espresso durante la messa solenne da Don Mario Moltedo, vicario foraneo della Fontana Buona, e fatto proprio dalla comunità di Gattorna. Questo modo discreto di Maria di riportarci a ciò che è essenziale, a ciò che conta, forse abbiamo sempre un po' da ritrovarlo, da riscoprirlo, perché a volte, ecco questo lo aggiungo io, forse rischiamo a volte di cercare lo straordinario, no? L'eccezionale, il miracolo, e ecco che se aiuta, se serve, può anche accompagnarci, però a volte rischia di farci perdere di vista quella normalità e quella grandiosità che è il dono che abbiamo già tra le mani. Il santuario ha richiamato fedeli non soltanto dalla zona di Gattorna. Le persone sono accorse da luoghi diversi del territorio per soffermarsi in preghiera nei vari momenti della novena. Tappe significative sono state la messa del mattino e la celebrazione presieduta da Don Mario Cagna con il rito dell'unzione degli infermi. Davvero la figura di Maria nella devozione popolare dei nostri paesi è legata a un affidamento nei momenti di difficoltà, di fatica, di malattia, e quindi la gente, il sentimento, ecco, il modo che mi pare di vedere, di cogliere, è quello di chi viene a raccomandare ad una mamma le proprie necessità. Rientriamo in studio e cambiamo argomento, parliamo di un tema amministrativo. Come sapete il commissario di Lavagna Paolo D'Attilio lascerà il comune, dunque l'incarico nel comune di Lavagna, perché è stato nominato prefetto di Massa Carrara dal Consiglio dei Ministri. Ebbene, questa mattina c'è stato l'incontro con la stampa, perciò andiamo in diretta nella sala consigliare del comune di Lavagna, dove di tutto questo ci parla Giacomo Rizzi. A te Giacomo. Grazie Maurizio, siamo in collegamento dal Comune di Lavagna con il commissario Paolo D'Attilio che lascia e con quella che sarà la sostituta, ossia la dottoressa Fabrizia Triolo. Innanzitutto chiediamo al commissario una parola di saluto. Certo, oggi la vostra convocazione era appunto per salutare la stampa, diciamo in genere, e per cercare di salutare i dipendenti, il CIV, i movimenti e i partiti politici. E un ringraziamento per la collaborazione che è stata offerta in tutti questi 26 mesi che sono rimasto qui a Lavagna. Alla dottoressa Triolo chiediamo invece cosa si aspetta da questa nuova esperienza. Cosa aspettarsi? Sono qui per lavorare, approfondiremo, valuteremo, ascolteremo e decideremo. C'è una bella commissione che ho trovato già insediata e che sicuramente mi sarà da accompagnamento per questo periodo. Spero di essere per me che sia una buona esperienza, ma soprattutto di dare un contributo per superare questo periodo di commissariamento e poi riconsegnare l'ente alla giusta amministrazione. Dal Palazzo del Comune di Lavagna è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie Giacomo, un servizio naturalmente poi nel telegiornale di questa sera. La cronaca, i carabinieri di Rapallo hanno arrestato un operaio del posto di 49 anni che doveva scontare 5 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Il reato era stato commesso nell'aprile 2008 a Genova, l'uomo è stato portato nella casa di reclusione di Chiavari. I carabinieri di Santa Margherita Ligure invece hanno denunciato 2 stranieri di 26 e 30 anni per insolvenza fraudolenta. I 2 hanno soggiornato in un hotel del centro dal 29 luglio al 1 agosto senza saldare il conto di 700 euro. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. L'ONU trova l'intesa per la tregua in Libia, questo è il titolo di apertura della prima pagina di Avvenire. Conte, impegno per la conferenza di pace a novembre. Dopo un'altra giornata di combattimenti arriva il cessate il fuoco, i miliziani a caccia di stranieri da rivendere ai trafficanti. E i dati parlano chiaro, la circolare degli interni, asili negati dal 52 al 67% in Italia. E in Italia si protesta anche contro la cancellazione o la diminuzione dei fondi a favore delle periferie delle città, e l'Associazione Nazionale dei Comuni dice: manifesteremo a Montecitorio con i sindaci, blocco dei fondi, sindaci in rivolta per le periferie. Su Genova, l'ira degli sfollati e della politica, Toninelli pressione su di me, il PD chiede che denunci i nomi di coloro che fanno pressione. La Lega rassicura il deficit sarà intorno al 2% per la manovra fiscale. E poi presidi e medici sulle barricate, la scuola riapre nel caos vaccini, chi non è in regola resta fuori. Vediamo nelle pagine interne del quotidiano della CEI, la scuola riapre nel caos, presidi e medici sulle barricate, nelle aule si fa la conta, accusa il governo e allarme sulla salute, le aule non possono diventare reparti d'ospedali. Veniamo al secolo XIX con la protesta degli sfollati che fa litigare Di Maio e Toti. Il vice premier hanno ragione, il governatore da lui meno tweet e più soldi. Dossier autostrade, Toninelli denuncia le pressioni, l'opposizione faccia i nomi. Genova in regione, le famiglie senza casa per il ponte, il comune valuta l'acquisto di 2 grattacieli, ma il commento di Roberto Onofrio: a Genova serve una legge speciale e non parole. Migranti in fuga dai centri libici e Roma riapre il dialogo con l'Unione Europea, Salvini frena mercati in rialzo ma il Movimento 5 Stelle è braccio di ferro con la Lega verso la legge di stabilità. L'amministratore delegato di Leonardo a Genova, Profumo, dice: Genova sarà la capitale della sicurezza informatica, la famosa cyber security, i progetti di Leonardo. Sasso contro auto, paura in autostrada, giallo sulla 12, una donna di Casarza Ligure sotto shock, e a Sestri Levante chiudono 2 ponti e una passerella. Vediamo, Sestri chiude 2 ponti e una passerella per mettere in sicurezza le strutture. Il divieto di transito scatta da oggi, riguarda i collegamenti della Pestella di via Pian del Fiume e la pedonale sul Gromolo. Villa Bardi dice: per noi è un guaio, ci siamo rivolti a un legale, non c'è altro modo per raggiungere l'agriturismo, i titolari escludono che i clienti possano accedere e fare la seduta a piedi. Stiamo ancora nel pieno della stagione, abbiamo ricevimenti nuziali già prenotati. Veniamo a Rapallo, sempre dal secolo XIX, San Francesco, lavori in ritardo e proteste, Maini 2-3 mesi in più, libera a Rapallo, siamo sbalorditi, risponde il sindaco Bagnasco, al momento siamo nei 3 giorni di intervento concordati, la situazione è monitorata. I nati nel 1938 del Tigullio si riuniranno per un momento conviviale al ristorante Il Frantoio di Carasco domenica 16 settembre alle 12:30. Per partecipare occorre prenotare chiamando Antonio Franceschini al numero 329 297 9946. Sarà l'occasione per festeggiare il traguardo degli 80 anni di vita. I partecipanti possono venire accompagnati con la propria moglie e con i figli. Attualmente ci sono già 30 iscritti. Infine una notizia di sport, l'associazione Rupinaro Sport ha formato una squadra di calcio femminile che parteciperà al campionato di eccellenza. Sarà guidata da Elio Ghilino, già allenatore della femminile juniores della Lavagnese e del settore giovanile di varie società. Al suo fianco Massimiliano Monteverde e Nicola Sivori. Preparatore dei portieri è Jacopo Longinotti. Le ragazze sono 24, le vedete in foto, e già da giorni hanno iniziato la fase di preparazione atletica. La squadra giocherà e si allenerà sul terreno della Colmata Mari di Chiavari. La presentazione ufficiale avverrà domenica 9 settembre alle ore 21 al campo della scuola Maria Luigia. Anche la prima squadra maschile ha iniziato gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato di terza categoria.
Siamo giunti in conclusione, l'informazione locale torna questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.